Buon pomeriggio, non vi preoccupate, prendo il video per pochissimi secondi perché questo è l'evento più atteso. Abbiamo tutto esaurito, avevamo la lista, ma la nostra relatrice merita molto di tutto questo perché lei è la più attesa e sto parlando ovviamente della professoressa Daniela Lucangeli. Quando Daniela fa le lezioni ha il pieno dell'ascolto e dell'attenzione, credo che sia la gioia più grande per una docente. Credo che questo dovrebbe essere il sogno di ogni docente, di ogni insegnante, di ogni educatore, di ogni adulto di riferimento. E dall'altra io ricordo che quando andava sui territori, andava perché siamo costretti a usare un po' passato anche se prossimo e ci auguriamo tornerà presto a fare le sue lezioni sul territorio, beh, come accadeva nell'antica Grecia, sono i discenti che si recano da lei e molto spesso c'era la fila fuori dai teatri. Non sto parlando di una rockstar, ma sto parlando di una professoressa che mi onora della sua amicizia, dei suoi consigli. Se in tante occasioni non ho fatto errori è perché la professoressa Lucangeli mi aiuta a non sbagliare. Ecco, io la ringrazio per avere, ti ringrazio Daniela per essere qui con noi. Job Orienta quest'anno ha voluto sfidare anche il momento, però le sfide a te piacciono, a noi anche. Io ti lascio subito la parola e ti ringrazio veramente di cuore. Ecco, il cuore è il senso di tutto questo, anche attraverso un video, perché ci prendiamo cura delle persone. Questo è quello che mi hai sempre insegnato tu. Ti lascio al tuo pubblico che è veramente molto attento. Cari, allora ricominciamo da capo questa gioia e questa condivisione. Non vi racconterò niente di scientifico, ma vi farò fare un'esperienza di che cosa significa scegliere e non farsi scegliere. Quindi vorrei proprio con voi ragazzi, soprattutto, e con l'aiuto degli insegnanti presenti e degli adulti presenti, un attimo porre l'attenzione a questa capacità straordinaria della nostra identità, che sa preferire. Ecco, allora la parola scegliere significa questo. Ex eligere è la sua etimologia, cioè storia della parola, che vuol dire preferire rispetto a ciò che è ex, cioè non è più scelto. Perché vi ho fatto questa brevissima introduzione? Per dirvi che c'è uno studio molto importante degli ultimi anni nella psicologia sociale che indica che tutti, ragazzi ed adulti, hanno una debolezza enorme nello scegliere. Perché? La maggioranza delle cose che noi viviamo, facciamo, agiamo, sentiamo, invece che essere scelte direttamente da noi, sono condizionate dalle scelte altrui. Questo è una cosa che sembra brutta, ma va compresa bene per diventare una grande risorsa. Facevo l'esempio prima quando parlavo e voi mi vedevate muovere ma non sentivate che mentre io vi stavo parlando dallo schermo del mio computer arrivavano tutta una serie di pubblicità dei giochi di Natale che avrei potuto prevedere per le scuole dove sto lavorando. Quindi cosa mi ha fatto un'enorme tenerezza perché è vero che noi scegliamo, ma molto spesso scegliamo con il rischio in realtà di essere indotti a scegliere. Questa è la cosa che vorrei in qualche modo aiutarvi a mettere proprio in piena luce, cioè a riconoscere, perché soprattutto la scelta del vostro futuro di studio ha un'importanza così grande per la persona che sarete per sempre, che io vorrei proprio prestarvi gli occhi miei, non so come dire, perché vi rendiate conto di quanto è importante che su questa voi sappiate comprendere i rischi dell'essere condizionati da altrui scelte. Riassunto, per fare tutto questo vi invito a fare con me dei giochi di immaginazione. Sapete che è stato Einstein a riprendere il potere dell'immaginazione, che è una capacità della mente straordinaria, vuol dire in me mago agere, mago è il significato che noi diamo alla parola sapienza, quindi immaginare è come generare sapienza se lo facciamo con le funzioni corrette del nostro, chiamiamolo così, pensiero, ma nel senso anche emotivo, emozionale, caldo, affettivo. Quindi vorrei fare con voi dei giochi di immaginazione, cioè giochi in cui vi do dei titoli di storie, di situazioni,
in cui vi chiederei di immedesimarvi per capire come le trappole dell'essere scelti ci possono in qualche modo distrarre dalla nostra strada e dal nostro desiderare. Questa introduzione l'ho rifatta veloce perché, non sapendo chi mi aveva sentito e chi non mi aveva sentito, ho cercato di fare un riassunto anche di quello che prima avevo spiegato più dettagliatamente. Ma adesso, entrando subito nel vivo dello stare insieme, partirei con il primo di questi momenti di immaginazione che vi invito a fare con me, e lo intitolerei così: Il canto delle sirene di Ulisse. Allora, immaginatevi che fa Ulisse. La sapete la sua storia, no? Eroe di tutti gli eroi, deve tornare nella sua Itaca. Lui non sa dov'è Itaca, è disperso da tutto quello che è accaduto, ma lui sa che ha qualcosa che sente completamente dominarlo nella nostalgia di questa casa, di questa sua patria. E quindi, nel suo vagabondare di accadimenti in accadimenti, ad un certo punto, in mezzo al mare, sente queste sirene che nelle diverse isole lo chiamano a restare con loro. Che cosa vi fa immaginare un gioco che si intitoli Il canto delle sirene di Ulisse? Per esempio, ci possiamo domandare: ma io, no, che mi chiamo Daniela, che mi chiamo Barbara, che mi chiama Marco, lo so dove devo andare? Ce l'ho una chiarezza di che cosa voglio per me? Perché se ce l'ho, magari mi so difendere dalle isole delle sirene che mi chiamano e mi scelgono. Ma se io non lo so neanche dove devo andare, magari rischio di scambiare il canto delle sirene per l'obiettivo del mio percorso. E fuori di metafora, quali possono essere le sirene? Qui chiedo aiuto a tutti gli adulti, ai vostri docenti, ai vostri genitori, ai vostri anche consulenti che vi aiutano a scegliere il vostro futuro. Chi possono essere le sirene? Guardate che possono essere anche le situazioni più meravigliose, proprio come in quei canti, magari i nostri amici. Dove vanno i nostri amici? Cosa studiano i nostri amici? Cosa fa quel mio amico lì? Oppure i nostri eroi, caspita, tutti quanti diventano il dottor X, il poliziotto Y, oppure gli ideali, la ricchezza, la carriera, oppure lo studio facile, oppure lasciatemi fuggire dalle cose che non mi sono andate tanto bene nel passato. Cioè, ci possono essere tante sirene. Quello che dobbiamo fare per proteggerci dalle sirene è non avercela con le sirene, ma avere chiaro il nostro obiettivo, e se non lo abbiamo chiaro cercare di chiarircelo e riconoscere quando siamo noi che prediligiamo un percorso o quando sono altri che ci condizionano il nostro andare. Quindi, primo gioco, non avendo tanto tempo, lo riassumiamo così: stiamo attenti, come Ulisse, a sentire bene ciò che è prezioso per noi, di noi stessi, della nostra intelligenza, della nostra personalità, del nostro desiderio di futuro. Poniamo attenzione a quello che per noi è da preferire e poi attenti a discernere e a riconoscere i canti delle sirene, anche le più meravigliose che ci siano. E giriamo gioco. Giriamo gioco, il secondo gioco lo intitoliamo Il Signore degli Anelli. Ve lo ricordate il Signore degli Anelli? Facciamo il contesto del Signore degli Anelli. Questo eroe, a sua insaputa, è un eroe, perché lui può portare l'anello, cioè può portare il dono più dono dei doni che c'è, cioè, cioè, qual è il dono più dono dei doni che c'è? Ciascuno di noi ce l'ha l'anello,
E cos'è l'anello? È la sua vita. Ciascuno di noi deve portarla, la sua vita. E dove la deve portare ciascuno di noi la sua vita? Voi credete che io sappia dove la devo portare? È proprio quello di cui stiamo parlando. Dove la dobbiamo portare noi la nostra vita? E come si fa a portare l'anello? Beh, questo eroe che cosa ha a fianco? Ha tutti i suoi compagni, quindi non siamo da soli a fare chiarezza per capire dove vogliamo andare, ce li abbiamo dei compagni, sono dei buoni compagni, chi ci aiuta a sopportare la fatica, a sopportare la paura, a sopportare il rischio, a sopportare le cadute, ce li abbiamo a fianco, dobbiamo identificarli perché? Perché se c'è come si chiama l'orco buono, c'è anche l'orco cattivo da cui difendersi, cioè usciamo dal gioco di immaginazione. Se c'è il compagno che mi accompagna dove devo andare, che sia mio padre, che sia il mio professore, che sia il mio amico, c'è anche l'altra possibilità, cioè che ci sia il rischio che queste figure possano voler direzionare la mia vita e quindi voler portare quell'anello da altre parti. Non so se sono riuscita a capire dalle facce di chi è qui in questa stanza virtuale con me, ma se mettiamo insieme il primo gioco, il secondo gioco ci sono le sirene che ci attraggono, ma ci sono anche i nostri compagni che ci accompagnano, cioè coloro sui quali possiamo contare nell'aiutarci a discernere bene dove portare il nostro tesoro, che è la nostra vita, che è l'insieme delle nostre qualità, ma anche delle nostre vulnerabilità, facendo attenzione a tutto quello che invece non appartiene al nostro percorso, ma che anzi in qualche modo rischia di deviarlo. E se ci siamo riusciti, andiamo al terzo gioco di immaginazione e giriamo pagina. E nel girare pagina, ecco, il gioco che vi propongo si intitola Il gatto e la volpe. Ah beh, chi sono il gatto e la volpe? Ve la ricordate, no? Pinocchio e i suoi denari. È la stessa un po' storia di Ulisse e del suo sentire, ma anche del Signore degli Anelli e del suo anello, Pinocchio e i suoi denari. E incontra due personaggi interessantissimi da un punto di vista di profilo interiore, perché gli dicono: dalli a me i tuoi denari, che te li faccio fruttare. Al di là di come finisce la storia di Pinocchio, cosa ci deve far comprendere questo gioco di immaginazione? Guai a dare la propria vita in mano ad altri. Guai. Non lo possono fare fruttare gli altri. Io ve lo vorrei dire a tutti, a uno, se vi avessi qui davanti. Se io fossi con voi, non so quanti siete, io vi direi, vi raccomando, attenti ai gatti e alle volpi. La vostra vita non la dovete dare in mano ad altri. È l'anello, è il vostro andare, è il vostro tesoro. Quindi, per prima cosa, prima di sapere dove vogliamo andare, dobbiamo riconoscere il valore di tutte le nostre caratteristiche e non nell'accettazione, come dire accetto me così come sono, ma nella realtà che le nostre qualità hanno. So studiare così, sono un amico su cui si può contare così, sono un figlio che fa questo, sono una ragazza che vuole, cioè dobbiamo proprio avere consapevolezza e pienezza di questa consapevolezza. Altrimenti le sirene, il gatto e la volpe, sono là, sono là. E giriamo pagina. E giriamo pagina perché abbiamo il gioco del lancio dei dadi. Che ci può far venire in mente un gioco che si chiama il lancio dei dadi? Ci sai che cos'è? Non so proprio. Non ho la più pallida idea. Lancio la moneta, testo croce, lancio i dadi.
Sai che cos'è? Non so proprio cosa faccio, cosa studio, matematica, storia, filosofia, ingegneria, ma lancio i dadi. E il lancio dei dadi può portare, ah sai Marco, col mio compagno va lì, ah aspetta, la ragazza di cui mi sono innamorato va di là, oh, oppure sai che cosa? Qual è la più facile delle strade che mi può stare abbastanza bene? E mi ricordo un mio studente che la prima volta che provai a fare con loro questo gioco del lancio dei dadi e farlo dal vero, io chiedo ai docenti che ci stanno ascoltando, fate queste attività con i ragazzi perché veramente percepiscono e discriminano sempre meglio tutte queste sfaccettature e maturano una capacità di autodeterminazione alla scelta, perché non è che scegliere venga fuori improvvisamente, è proprio un processo di maturazione alla consapevolezza di sé e alla corrispondenza con ciò che accade. Ecco, la prima volta che ho fatto questo gioco del lancio dei dadi, uno dei miei studenti mi ha detto, prof, io prima portavo sempre delle scarpe che mi andavano benino. Un po' mi erano strette ma non troppo, un po' mi erano larghe ma non troppo. Ecco, è un'esperienza che corrisponde un po' a quello che vi vorrei dire. Studio questo perché mi va benino, non è avere compreso la mia Itaca e il mio anello, quanto valgono per me e saperlo proteggere, capito? Il mi va benino è un'altra caratterizzazione che ci deve lasciare un attimo, a riflettere. Eticamente, io dico, eticamente. Se fin qui siamo arrivati abbastanza bene, guardo Barbara e Elisabetta che sono qui con me e andiamo agli ultimi due giochi. Uno di questi ha un titolo facile ed è anche altrettanto veloce da ragionare insieme, perché è il gioco degli scacchi. Cosa succede nel gioco degli scacchi? Nel gioco degli scacchi succede innanzitutto che è difficile giocarci, che non tutto può essere previsto se non mossa a mossa, che non sappiamo mai che cosa accade nella mossa che ci si in qualche modo viene riproposta. Però noi sappiamo dove dobbiamo andare, sappiamo che dobbiamo andare di là e arrivare al posto che è quello del re e della regina. Quindi dobbiamo spostarci dal nostro passato, fuori di metafora, al nostro futuro. Questo spostamento dal passato al futuro non è facile. Perché? Perché sicuramente è condizionato dal passato, dove mi trovo e perché sono qui. Quali mosse sbagliate ho fatto per essere a rischio di essere vinto, sconfitto. Quindi nulla del futuro è indipendente da ciò che è accaduto nel passato, però non posso restare condizionata alla posizione in cui sono, devo scegliere la mossa migliore per cambiare traiettoria. Quindi, come posso dire, le redini di me ce le ho io in mano, ce le ho io, ma non sono da solo anche nel gioco degli scacchi, perché ci sono i fanti, ci sono i cavalieri, ci sono tutte le funzioni di aiuto e quindi c'è il genitore, l'amico, il professore, la persona competente, un evento come questo di Job Orienta, che mi possono dare indicazioni per fare la mossa molto più adeguata a me per il percorso che mi porta al futuro. Ma in questo caso sono io che lo percorro e gli altri che sono figure che non mi sostituiscono, ma mi supportano. Ecco l'altro grande passaggio che per gli adulti che sono con voi è fondamentale. Se noi sostituiamo da adulti la scelta dei nostri ragazzi e se scegliamo per loro ciò che pensiamo essere il loro meglio, questo è un tipo di veramente è come cadere su una buccia di banana, crediamo di fare una cosa buona, ma non la stiamo facendo.
perché rischiamo di essere ora sirene, ora il gatto e la volpe, ora gli orchi che ostacolano il sentire del giusto percorso della creatura che magari amiamo di più al mondo, se è il nostro figlio. Quindi il rischio del sostituire è un rischio che la psicologia, in questo senso sì, chiamo gli studi un po' più tecnici, ci ha detto fondamentale da comprendere nel passaggio dall'eteronomia, cioè è l'altro adulto che guida il piccolo, all'autonomia e quindi insegnare a guidare e autoregolare se stessi e il proprio tesoro, diciamo così. Ecco, questo è il compito educativo più grande. Tanto che lo stesso Aristotele diceva educare la mente senza educare il cuore e non educare. Cioè noi non abbiamo un compito da adulti di ingozzare di informazioni e direzionare come segnaletiche il percorso. No, noi abbiamo il compito di dare le condizioni che sono gli attrezzi, le informazioni che consentono ai nostri figli di sbagliare il meno possibile e quando sbagliano e se sbagliano essere pronti. Perché errare, l'errore è proprio l'errare, cioè il muoversi dal passato verso il futuro. Se tutto questo siamo riusciti a farlo, adesso il gioco definitivo, proprio il gioco definitivo, lo intitolerei Viaggio dal futuro, che è difficile questo da immaginare e ve lo devo guidare meglio. Quindi, se fin qui siamo arrivati e vedo che mi hanno detto che posso restare ancora una decina di minuti, ma sto finendo il gioco, ho letto, sto finendo, ma questo gioco è importantissimo, ve lo devo far fare bene. Come si fa? Viaggio dal futuro. Voi vi dovete immaginare proprio come se foste un funambolo, sapete un funambolo che cos'è, no? È chi cammina su una corda, un filo, anche sospeso. E vi immaginate il vostro passato, dategli la forma che volete, un grandissimo albero, una grandissima montagna, su cui poggia la prima parte del filo, quella che porta dal passato al presente. Il presente mettetegli a basamento quello che ritenete vi stia basando, una grandissima montagna, un grandissimo palazzo, un grandissimo prato, appoggiatevi sul vostro presente e dategli l'immaginazione che volete. Ma adesso dobbiamo andare dal presente fino al futuro e quindi dare un basamento al futuro. E in questo caso io invece vi forzerei a immaginarlo come qualcosa che evolve, 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 cambia, 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 come può essere una pianta che fiorisce, che si trasforma, che arriva in frutti. Fatto questo, ci posizioniamo nel nostro presente, guardiamo la fune dove dobbiamo muoverci verso quella pianta che rappresenta il nostro futuro con tutte le possibili direzioni e ramificazioni e fioriture e quando ci siamo posizionati immaginiamo di essere da qui a lì come un salto quantico, come se potessimo andare nel futuro. Immaginatevi fra 10 anni e immaginate come vorreste essere fra 10 anni. Dove vorreste studiare? Cosa vorreste studiare? Che amici vorreste? Quali sono i valori che vi vorreste riconoscere? Immaginatevi bene. Più vi immaginate bene, più vi aiutate. E poi come se poteste ancora più avanti nel ramo lontano, fra 20 anni. Che donna siete diventata, che uomo siete diventato, che compagno siete diventato, che padre, che madre, che professionista. Quali sono le cose in cui credete, volete per voi stessi? Senza paura, volete il denaro? Dovete immaginarvi quello, volete il successo? Dovete immaginarvi quello, volete una famiglia? Dovete immaginarvi quello, volete questo e l'altro? Dovete immaginarvi così come la vostra verità profonda vi dice.
A quel punto, quando vi siete immaginati, professori, maestri, avvocati, ingegneri, sportivi, quando vi siete immaginati voi come vi volete, desiderate, giratevi dall'albero, giratevi verso il presente, in quel prato che rappresenta oggi o in quella montagna innevata che rappresenta oggi, che vi siete messi a basamento, e datevi tutti i suggerimenti necessari ad arrivare là dove volete. Dateveli voi. E se non siete capaci di darveli, cominciate a chiedere aiuto a tutte le figure che stimate a fianco, senza mai farvi sostituire. Se io sono riuscita a darvi questo messaggio, ecco, io non ho sprecato tutto quello che ho studiato fino ad adesso. Immaginatevi come volete il vostro tesoro diventi. Poi giratevi e datevi tutti i suggerimenti, e quando non li avete chiedete aiuto. A chi vi aiuta io raccomando non la sostituzione, ma l'I care di Don Milani. Ho cura di te, ti ho a cuore a qualunque costo, a qualunque costo. E ho finito. Questo era il mio educare a scegliere il futuro. Barbara, provo a Sì, leggere. sì, dimmi tu se leggi. Allora, abbiamo due domande, una che ci arriva da più di qualche studente, però le possiamo riassumere così. Ci chiedono se nella scelta del loro percorso di studi devono tener conto di quelli che possono essere gli sbocchi occupazionali, quindi la certezza in qualche modo di avere il lavoro, è comprensibile. Poi se delle attività che proponi Allora, sono orientate. fermiamoci qui, Ok. fermiamoci qui. Ci chiedono se bisogna tenere conto degli sbocchi professionali. Io vi rispondo così. Non è possibile, se io vi chiedessi mettiti le scarpe della persona a fianco, voi vi mettereste a ridere perché mi direste, ma come faccio a mettermi le scarpe della persona a fianco? La stessa cosa se io vi dico, facciamo la scelta del futuro uguale per tutti. Ci sono delle qualità di questo tesoro che noi siamo, che hanno bisogno di sicurezza del futuro, che hanno bisogno di sapere di avere una professione che gli dà stabilità e sicurezza. E se tu, che mi fai questa domanda, senti che fa parte del tuo tesoro questo bisogno, allora non bisogna negarlo, ma bisogna riconoscerlo e allora andare a cercare aiuto e informazioni anche su questo ambito. Se invece alcuni di voi sentono, a me non importa per esempio io non sapevo che lavoro andavo a fare, io avevo una motivazione che era che volevo capire cosa c'era sotto, sempre più sotto ad ogni fenomeno mentale, e quindi non mi importava, non volevo occuparmi di come avrei lavorato, ma di come avrei impiegato queste mie caratteristiche. Ecco, allora, se per me non era importante, non mi sono andata a preoccupare di chiedere gli sbocchi del futuro, ma mi sono preoccupata invece di andare a studiare dalle persone migliori per me. Riassunto, a questa domanda mi verrebbe da dire, se io sapessi il tuo nome, mi pare si chiami Elisabetta, leggo giusto? Se si chiama Elisabetta, ah no, è il nome di Elisabetta che l'ha scritta, e comunque tu ti chiami che mi fai questa domanda, se per te la sicurezza economica e professionale è un obiettivo del tuo tesoro, allora non temere, informati in maniera da fare le scelte che corrispondono a questo tuo desiderio. Se voi vi immaginate in una scrivania, dentro un contesto d'ufficio, oppure come esploratori del mondo, questo immaginarvi così vi dà il suggerimento. E chi vuole fare l'esploratore del mondo si deve dare un suggerimento diverso da chi vuole fare colui che davanti a una scrivania magari costruisce le possibilità per gli esploratori del mondo di tornare sempre dove devono ritornare. Sto scherzando? No, è in questo rispetto del tuo valore
che devi centrare la scelta. E se il tuo valore è diverso dal valore dell'altro, questa è la meraviglia della nostra specie umana, che ciascuno di noi è veramente un intero e così va aiutato a scegliere. Seconda domanda. Dobbiamo dirigerci verso qualcosa di più realistico e concreto o dobbiamo basarci esclusivamente sui nostri sogni per poter fare le nostre scelte? Io vorrei che la realtà diventasse corrispondente ai vostri sogni, ma perché così sia, perché così fosse, perché così accada, è necessario che voi vi riprendiate l'idea del gioco degli scacchi. Non si può non considerare l'insieme delle difficoltà per arrivare là dove desideriamo. È come se ciò che noi desideriamo è la nostra Itaca, è dove vorremmo andare, è il nostro albero, è l'albero del nostro seme. Ma le difficoltà sono delle condizioni che ci devono portare a non mollare se quello è il nostro obiettivo. E quindi se ci sono condizioni di realtà che lo rallentano, lo rendono impossibile, lo rendono faticoso, lo rendono lontano troppo, devo trovare il modo, se per me è importante, devo trovare il modo e di nuovo tornare ad essere capace di chiedere aiuto alle diverse figure di appoggio, comprese coloro che ci possono far capire se siamo più in una fantasia su noi stessi o un profondo desiderio, perché siamo capaci sia dell'uno che dell'altro, quindi discernere tra una fantasia e un desiderio. E l'ultimo passaggio, per esempio, mi è utile per raccontarvi che cosa ha fatto uno dei ragazzi che io conosco bene, che è un ragazzo che ha avuto tantissime difficoltà in matematica perché aveva una di quelle vulnerabilità con i numeri di cui mi sono occupata per tanto tempo. Beh, che cosa ha voluto fare finite le superiori? Sfidare suo padre, sfidare i suoi professori, soprattutto iscrivendosi in una facoltà in cui la matematica era condizio sine qua non. E quindi cosa ha fatto? Si è fatto un sacco di ore con i tecnici dell'apprendimento per riuscire a superare degli esami, per riuscire e finalmente si è laureato alla triennale. Laureato alla triennale mi scrive: professoressa, lei aveva ragione, io non sono questo qui, io volevo fare tutt'altro. Come faccio adesso? E io gli ho detto: guarda che tutta la vita è questa, come i funamboli, abbiamo i passaggi dal passato al futuro. Il passato, adesso tu sei nel punto in cui è diventata anche questa tua competenza faticosissima in matematica. Hai capito che una sirena o un gatto e la volpe era quello che ti diceva reagisci agli altri. Ma reagire agli altri è una reazione, non è un obiettivo, non è un desiderio. Quindi hai imparato questo, ora proietta meglio il futuro. Desidera un futuro che risponde a te, non reagisce agli altri. E quindi adesso lui che cosa sta facendo? Una cosa meravigliosa, perché lui sta insegnando e insegnando ai bambini e sta insegnando tutte le cose che gli piaceva fare, cioè musica e arte. Riassunto, non c'è fine al futuro, almeno finché esistiamo, non c'è fine al futuro. Quindi anche quando abbiamo sbagliato, una cosa fondamentale è accorgercene e capire che è un errare, cioè un muoversi verso e cambiare direzione. Certo che il cambio di direzione è costoso, quindi certo che meno sbagliamo meglio è, ma è costoso in termini anche di sofferenza, e qui concludo, ma qui sta il compito di tutti quanti noi, cioè aiutarvi ad accendere un po' di capacità di discernimento e non di essere scelti dagli altri. Barbara, ho finito. No, mi spiace, non volevo farti oscurare il video senza salutare. Tutto qua, poi raccoglieremo le domande. Quindi ti lascio per i saluti, mi spiace che si oscura il video. Allora vi abbraccio caramente, tutte voi dell'organizzazione e la regione per questo evento e spero invece di vedere tutti i ragazzi a cui ho parlato al buio, sappiate che ci ho messo tutto quello che potevo per parlarvi come se vi vedessi. Ciao.